fanno parte di categorie di persone definite fragili. La loro invalidità è riconosciuta dall'INPS, che ha passato gli elenchi alle regioni affinché possano inserirli nell'elenco dei vaccinandi, ma il loro codice fiscale spesso non viene riconosciuto dal sistema e quindi non possono accedere al vaccino. Sono molte ormai le segnalazioni di questo tipo. Sì, l'abbiamo ben presente, abbiamo scritto anche a tutti i medici di medicina generale ancora la settimana scorsa e credo che sarà in questi giorni farò anche un incontro, perché noi dobbiamo avere assolutamente l'incrocio di alcuni dati con loro, visto che c'è questa problematica per quanto riguarda 104 disabili, oppure comunque anche quella legata a dei minori disabili che comunque non compaiono perché sono sotto i 16 anni e quant'altro. Quindi è chiaro che c'è una problematica, ce ne siamo resi conto. Gli elenchi tipo quelli sui disabili erano quelli che ci sono arrivati come a ogni regione da parte dell'INPS. Stiamo incrociando tutti i dati e cercando appunto di dare le risposte e quindi poi di permettere a tutti di fissare la vaccinazione. Anche per quanto riguarda i soggetti più fragili, quindi altre categorie, ci sono casi di persone che non rientrano nei famosi 200.000 persone che il SERD ha individuato, quindi il Servizio Epidemiologico Regionale, con codice esenzione. Anche in questo caso stiamo cercando di incrociare i dati, anche grazie tramite i medici di medicina generale che conoscono i loro assistiti, di poter appunto avere delle segnalazioni e poi di permettere a tutte le persone di essere vaccinate. Che consigli si possono dare a questi cittadini in attesa? Che prenotino nel momento in cui, se riescono a prenotare, nel senso se viene accettato il loro codice, ma se invece dice non rientra per la categoria dei fragili, di chiamare il medico di medicina generale, di essere segnalato tramite il medico di medicina generale e poi noi provvediamo alla vaccinazione. È un problema che non abbiamo solo noi però, perché io mi sono confrontata con i miei colleghi, ce l'hanno un po' tutte le regioni, perché purtroppo nelle categorie dei cosiddetti fragili ci sono tante persone che oggi non hanno un riferimento perché sono soggetti di un'esenzione, eccetera, quindi è chiaro che in quel caso lì dobbiamo andare a ricostruirli.